Gino mi ha portato sulle colline di Butrio, siamo ospiti dell'azienda agricola Conte Artemis Maniago. Siamo con Francesco Spitaleri, che è l'enologo di questa importante maison nel campo dell'enologia internazionale. Siamo proprio qui, questo è un anfiteatro molto bello perché stiamo parlando appunto di vendemmia, una vendemmia che siamo proprio nel pieno dell'esecuzione, dello svolgimento. E allora chiedo a Francesco intanto, ecco, com'è questa vendemmia qui sulle prime colline di Butrio, dove il sole, come si dice, fa subito da scudo, no? Per poi entrare realmente nelle colline, le altre colline dei colli orientali e anche del Coglio, perché da qui poi dietro alle spalle c'è il Coglio e i colli orientali. Queste sono le prime colline, ben esposte al sole, dobbiamo dire. Direi molto ben esposte, come si vede anche oggi. È una bella giornata, abbastanza calda, c'è una buona illuminazione, quindi le uve stanno proseguendo la loro maturazione, quelle che non sono ancora state raccolte. E l'andamento è buono, l'andamento patisce qualche giornata di cattivo tempo, ma fortunatamente è subito bilanciato da schiarite e da giornate di sole in cui le piante possono continuare ad accumulare zuccheri e a far maturare bene l'uva, in attesa che speriamo di raggiungere quei parametri ottimali che ci danno il via per la raccolta. Sì, tu Insomma. ne hai vissute parecchie, insomma, non molte, ma insomma parecchie per dare anche un esame critico, insomma, di questa vendemmia. Tu ti parli una vendemmia normale. Ecco, sottolineiamo normale. Di cosa si tratta per dire che è una vendemmia normale? Quella dell'anno passato era molto anticipata, no? Precoce. E allora capiamo tutti che cosa vuol dire la precocità, ma la normalità. Ecco, ci spieghi cosa vuol dire la normalità? La normalità della vendemmia significa che la riteniamo in linea con quella che è la stagionalità in questa zona, quindi sta ripercorrendo un andamento climatico che è quello solito del mese di agosto-settembre in Friuli. A differenza dell'anno scorso, dove si erano verificate condizioni assolutamente poco tipiche per il Friuli, tant'è che ci causò una vendemmia precocissima. La normalità vuol dire abbondanza o anche regolarità poi nella raccolta, più o meno? Ma la normalità implica che si fa una raccolta abbastanza calma, nel senso non c'è una esplosione di uve che maturano tutte nello stesso momento, c'è una certa scalarità per cui si comincia giustamente con le precoci e si va avanti pian piano, può darsi ci sia addirittura un po' di stacco tra il termine delle uve bianche e l'inizio delle uve nere. E quindi una vendemmia che in questo rispecchia come si vendemmia di solito in Friuli. Non dimentichiamoci che ci siamo un po' scordati perché le ultime vendemmie sono sempre terminate molto presto, ma che in Friuli era classico finire di vendemmiare a ottobre inoltrato. Senti, un'altra domanda riguarda appunto queste colline. Sono le prime colline, l'ho detto in apertura, dei colli orientali. Praticamente le prime colline si trovano a Butrio. E allora qui favoriscono anche degli ottimi vini a bacca rossa, cioè i famosi vini rossi. Da qui andando in là faticano sempre di più a maturare. Qui invece la maturazione diciamo che è abbastanza, come si dice, regolare, no? Cioè la maturazione viene fatta proprio perché c'è questa la prima esposizione al sole. È Sì, così. sì, è così. Ricordiamo che comunque il Friuli è terra di grandi bianchi e si è fatto conoscere per i bianchi. Ci sono poi delle aree, noi riteniamo di appartenere ad una di queste, dove la particolare esposizione, il microclima, favorisce una somma termica e un'esposizione che fanno sì che anche le uve a bacca nera raggiungano la maturazione che fa sì che poi da quelle uve si faccia un buon vino. Allora, quando uno prende la bottiglia e vede scritto Butrio ed è a bacca rossa, può stare tranquillo perché qui c'è proprio naturalmente terreno ed esposizione al sole che gratifica, insomma, la bacca rossa. Ecco, Sì, dobbiamo dire, no? direi che... Più di altre zone, più di altre zone. Ma sì, senza essere poi campanilisti in maniera esagerata, comunque diciamo Butrio si è sempre fatta conoscere anche presso gli altri produttori come una zona dove si fanno ottime uve nere. Detto questo, sul discorso di normalità della vendemmia, mi piace anche dire questo. Normalità in termini climatici. Non è detto che sia una vendemmia normale in termini qualitativi, ci auguriamo che sia una vendemmia più che normale, ma qualora fosse anche una vendemmia normale, tenete presente che normale per il Friuli significa grande vendemmia per altre zone. Il Friuli, io dico sempre anche ai nostri clienti, il Friuli vi abitua bene perché i vini del Friuli sono
ottimi vini perché sono frutto di una terra particolarmente vocata, quindi anche forse un'annata non di quelle da 5 stelle per il Friuli, una vendemmia a 4 stelle in Friuli è una vendemmia di grandissima qualità se paragonata ad altre zone. Sì, noi stiamo facendo un po' la storia del Prosecco, ecco, parliamo di altri vini che vengono da lontano, che poi non è poi proprio così, perché il Prosecco si dice nella storia che parti da Prosecco, cioè un paese qui sul Carso triestino, che poi naturalmente, come sempre, il vino emigra, no? E è andato a finire a Valdobbiadene. E poi quando hanno detto, ma questa pianta, questa barbatella, da dove arriva? Arriva da Prosecco, e gli hanno dato il nome Prosecco, oggi rinomato in tutto il mondo. Allora io faccio una domanda, ma se quelli di Prosecco non hanno piantato la famosa glera sulle rocce del Carso, ci sarà un motivo. Con l'allargamento della DOC che vogliono prendere il Friuli e il Veneto insieme, fare un'unica DOC delle Venezie, se a quel tempo non si riusciva a coltivare la famosa glera, il Prosecco, in terra di Prosecco, ed è stata portata a Valdobbiadene dove ha trovato l'habitat naturale, ecco, questo allargamento vuol dire che una parte del Friuli sarà difficile che la possa piantare, no? Il vitigno Prosecco. In queste zone invece, secondo te si può piantare? Siamo a Butrio, queste colline fantastiche, qui può regnare? Può vivere il Prosecco? Ma allora distinguiamo un attimo. Lungo, sì, per ma arrivare il discorso è giusto. Diciamo questo, l'esigenza di eventualmente estendere l'area di coltivazione del Prosecco e limitarla a Veneto e Friuli nasce da un'esigenza di protezione anche commerciale. Cioè i produttori di Valdobbiadene e chi produce Prosecco ha investito nel nome e nel vino Prosecco in giro per il mondo, in commercializzazione, in marketing, eccetera. Essendo un nome di vitigno, chiunque pianti in giro per il mondo questo vitigno vende Prosecco. A questo punto vorrebbero legarsi alla zona di Prosecco per sfruttare quello che noi friulani abbiamo subito col la riserva friulano. del nome. La riserva del nome, cioè mentre nel friulano Toccai abbiamo perso, sarebbe da sfruttare la stessa normativa per cercare di avere ragione e quindi di bloccare questo nome a tutela degli sforzi fatti da chi l'ha prodotto. Detto questo, quindi l'esigenza non nasce dal fatto che qui sentiamo incredibilmente la mancanza di piantare Prosecco. Queste sono zone dove il Prosecco, essendo un vino poi da base spumante, forse andrebbe a gradazioni che non sono più quelle adatte a una base spumante. Ma per il Friuli potrebbe essere una carta, perché non dimentichiamo che il Friuli è fatto di 2 zone collinari, dove forse il Prosecco interessa meno, ma è fatto anche di estese zone di pianura, di qualità, dove il Prosecco potrebbe essere una carta ottimale. Bene, e con il parere favorevole di Francesco Spitaleri adesso andiamo giù e beviamoci, anzi assaggiamo un vino naturalmente della casa e dopodiché ci dobbiamo salutare. Abbiamo lasciato Francesco Spitaleri durante la sua vendemmia e siamo con il conte Attimis Maniago qui con noi per parlare di una cosa importante. Finalmente abbiamo in mano un voucher, il voucher della vendemmia. Questo è il famoso voucher. Noi ringraziamo Conte perché questo è il primo che si vede, perché in giro praticamente fino a qualche mese fa non ce n'erano. Allora quando facevamo la domanda, i voucher cosa ne pensate? Tutti dicevano una bella iniziativa, peccato che non ci sono in circolazione e peccato che poi sia difficile la compilazione. Allora, siccome lei gentilmente si è prestato, Conte, a farci vedere finalmente il voucher con anche il marchio dell'INPS, ecco qui, e il suo marchio, le volevo chiedere. Ecco, la procedura è difficile perché l'idea, tutti i suoi colleghi hanno detto che è buona, insomma, piuttosto di stare con la paura, di vedere gli elicotteri sopra le proprietà e di avere questo coltello alla schiena, perché al primo errore vieni poi multato, però è una difficile gestione. Ecco, per lei è semplice, è complicata, come si è messo? Ma indubbiamente la legge dei voucher è una legge molto simpatica, interessante. Purtroppo pochi sapevano come funzionava, non avevamo mai visto questi modelli cartacei. Ci sono 2 soluzioni, o in via telematica o in via cartacea. Noi abbiamo optato per la soluzione cartacea perché la consideravamo un po' più concreta e facile da gestire. In realtà ci siamo sbagliati in quanto il cartaceo ha una mole di lavoro, di compilazione che è imponente. Ci vuole una persona o 2 solo a controllarli. Esatto. Quanti ne ha compilati? Noi dovremmo compilarne 1000, in quanto c'è anche un altro problema. Il tetto massimo di buoni che un'azienda può fruire sono 1000
Il problema è cosa succede se io ho molti vendemmiatori con questo sistema di assunzione e sforo i 1000 buoni. A quel punto devo fare un'assunzione di contratto normale e quindi è un po' il cane che si morde la coda, cioè abbiamo una buona legge ma che mi mette un limite. Io a un certo momento dovrei dire ai miei vendemmiatori che sono stati assunti con i buoni: fermatevi di lavorare perché sennò vi devo assumere con l'altro sistema. E pertanto è una difficile gestione. È una difficile gestione. In Italia abbiamo fatto una legge molto interessante, snella, veloce. Purtroppo bisognava partire con un tentativo di prova, magari in bianco, tanto per capire come funziona, in modo di poi aggiustare il tiro. Purtroppo è stata messa in piedi troppo a ridosso delle vendemmie e adesso saltano fuori tutti i problemi. Ecco, questo vogliamo sottolineare perché l'idea è buona, però noi andando di cantina in cantina, parlando di vino in vino, parlando di produttore in produttore, naturalmente è la gestione che... Invece quella telematica era più facile? Io l'ho analizzata solo dal punto di vista, diciamo, cartaceo, poi l'ho analizzata dal punto di vista esplicativo, quindi circolare dell'INPS per quanto riguarda il telematico. Sembrerebbe più facile da gestire. Di certo sia gli uffici postali che poi dovrebbero pagare il vendemmiatore e sia l'INPS attualmente non riescono a rispondere a tutti i nostri quesiti. Ecco, un'altra cosa che abbiamo chiesto ai vendemmiatori, cioè a coloro che hanno prestato l'opera, sono andati all'INPS naturalmente e in posta per avere il riscontro, no? Il riscontro, cioè avere il loro salario, e i soldi per il momento non sono ancora lì, non sono ancora depositati. Ma io, un'altra gestione, insomma, difficile e complicata. Io ho chiesto informazioni all'ufficio postale di Butero, che devo dire la verità si è dimostrato molto disponibile anche a fare dei tentativi di passaggio, di lettura. Purtroppo se a loro non gli vengono date delle direttive non sanno neanche loro bene come muoversi. Di certo l'ufficio postale di Butero mi ha detto sì, che da loro dovrebbe presentarsi il vendemmiatore con i buoni, loro ritirano la parte più lunga e gli danno i soldi in contanti, 7,5 € per ogni buono. Gli altri naturalmente sono in tasse, no? I 2,50 €. I 2,50 € sono in tasse, esatto. Voi pagate 10, questo vale 10 euro. Vale 10 euro, confermo. Sì. Io che sono uno dei vendemmiatori prendo 7,50 €, giusto? Non all'ora però. Non all'ora. Cioè questo qui è come avere in mano una moneta da 7,5 €. È l'azienda che poi, parlando con il suo vendemmiatore, stabilisce se il compenso è da 7,5, 6, 6,5 all'ora. E quindi anche qui c'è un piccolo problema. Poi piccole cose, ma ci sarà obbligatoriamente qualche piccolo arrotondamento, perché se questo mi corrisponde a un'ora e mezza, c'è il rischio che poi mezz'ora gliela regalo per arrotondare ai 7,5. Ah, ho capito. Non è un problema economico, però sono piccoli nei che poi saltano fuori e andavano forse analizzati prima. Allora, il voucher va agli studenti, principalmente, e pensionati. Studenti entro i 25 anni che comunque al momento dell'assunzione devono rilasciarci una dichiarazione che sono studenti sotto i 25 anni e pensionati che abbiano una pensione riconosciuta dalla Comunità Europea. Bene, ecco. Abbiamo chiarito insomma questi voucher, grande, bella idea, la politica cioè, l'ha indovinata, solo che poi nella gestione, come sempre, succede qualcosa. Siamo giunti al termine, Conte, di questa intervista, incominciata con Francesco Spitaleri in vendemmia. Noi abbiamo l'uva, abbiamo il mosto vino, abbiamo dalle uve Tokai, dobbiamo chiamarlo friulano, altrimenti mi bacchettano perché ormai stanno investendo su questo nome, il friulano. Con Francesco Spitaleri abbiamo parlato anche di Prosecco, con Conte invece parliamo di questo mosto vino. Allora, uve Tokai, però si chiama friulano. Tokai friulano come uva e abbiamo un qualcosa che sta diventando friulano. Indubbiamente siamo soddisfatti, una bella vendemmia, un bel prodotto, anche se la strada da qui alla bottiglia è ancora lunga. Allora, questo è il grappolo e qui viene considerato ancora frutto. Questo è il frutto. Poi quando viene tramutato in vino diventa un prodotto, diventa una bevanda, insomma. Esatto, diventa è uno dei pochi prodotti che parte frutto e poi arriva bevanda. E qui c'è il massimo della soddisfazione a livello imprenditoriale, partire da una materia prima e arrivare a un prodotto finito in maniera naturale. Allora, qui c'è la natura, nel grappolo c'è tutta la natura, qui c'è la bravura sua, del suo enologo e di tutto lo staff che di tutto lo staff consegue. In prima battuta e indubbiamente anche in prima battuta dell'enotecnico che guai
vai se non riesci a ottenere un buon prodotto, perché poi ha grossi problemi in cantina, ma comunque fino ad oggi direi che siamo soddisfatti, i prodotti sono sempre molto interessanti. Abbiamo visto che i suoi vini vengono apprezzati, insomma, in Italia ma anche all'estero, lo vediamo spesso sui tabloid, abbiamo visto molti servizi dedicati alla sua azienda. Bene, siamo al cin finale, beviamoci questo succo di frutta. Questo sarà chiamato friulano, all'interno abbiamo ancora le uve Tokai, l'indimenticato Tokai. Bene, siamo giunti al termine, io la ringrazio, signor Conte, di averci ospitato, di aver potuto parlare della vendemmia, ma anche di questa cosina qui, che spero che il prossimo anno non rechi qualche ancora disturbo a livello di gestione. Come tutte le cose bisogna prendere un po' le misure da tutte e due le parti, da parte nostra, da parte del dipendente, dalla parte diciamo, degli istituti pagatori, ma sicuramente il prossimo anno, se viene corretto il tiro, diventa uno strumento molto efficace. Diventerà molto efficace. E chiudiamo qui questa puntata dedicata appunto all'azienda agricola Conte Artemis Maniago.